Un'app per scoprire le bellezze della Carnia e veramente la declinazione di quello che è il piano strategico della regione sul turismo per quel territorio. Possiamo dire che questa è un'app molto molto interessante, nel senso che coniuga la professionalità della carta e tabacco con la grandissima professionalità delle foto di Ulrica da Pozzo, con la capacità di leggere la canna di De Rovere, quindi un prodotto molto significativo che ci aiuterà sicuramente nella strategia della promozione turistica e che ci dà la possibilità di andare a scoprire luoghi che a molti friulani sono sconosciuti, e quindi figuriamoci al resto dei turisti che arriveranno da fuori regione. Devo dire che è un prodotto di altissimo livello, il GAL Euroleader ha sicuramente fatto un ottimo prodotto, il suo presidente Petris ha in questo caso speso al meglio i soldi della programmazione europea, una piccola parte, piccolissima parte, però molto interessante, e devo dire che è un prodotto che potrà essere replicato in molte altre parti del territorio del Friuli Venezia Giulia, e quindi potrà essere una apripista rispetto a progetti che altri territori vocati al turismo di questa nostra regione, praticamente quindi tutta la regione, potranno assorbire questa professionalità. Si conferma la collaborazione quindi tra GAL e Turismo FVG nell'ambito dello sviluppo del piano strategico regionale per il turismo? Sì, abbiamo deciso di continuare nel rapporto con i GAL per quanto riguarda la programmazione europea, in questo caso quella parte legata al turismo, ma così come molte altre cose, e quindi all'interno del rapporto tra GAL e Turismo FVG abbiamo una Turismo FVG che diventa sempre più come dire, motrice di una serie di interventi, e che va a fare formazione rispetto anche ai consorzi, ai GAL, agli operatori, ai comuni, agli enti locali, quindi in generale. Una Turismo FVG che si sta trasformando in maniera molto importante, che quindi incomincia a dare realmente una propria visione di quello che è il turismo del Friuli Venezia Giulia.